Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto, edizione del pomeriggio del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con una notizia riguardante i prezzi del carburante, perché la giunta regionale, su proposta dell'assessore Fabio Scocimarro, ha confermato per un mese, dal 1 luglio al 31 luglio prossimo, l'entità dello sconto carburanti praticato alla pompa ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio, riporta la nota della regione, per i residenti nella zona 1 lo sconto ammonta a 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi al litro per il gasolio. Nella zona 2 lo sconto è pari a 14 centesimi litro per benzina e 9 centesimi per il gasolio. Scocimaro ha ribadito la volontà della Regione di confermare l'agevolazione per tutto l'anno corrente attraverso lo stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro che saranno inseriti nel prossimo assestamento di bilancio, portando l'ammontare complessivo a 40 milioni di euro per il 2021. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Grado per un'importante iniziativa con i Vigili del Fuoco. Costiera si svolta. Coordinata dalla Guardia Costiera, si è svolta a Grado nella mattinata del 28 giugno un'esercitazione per testare ed affinare le procedure da attuare in caso di incendio di un'imbarcazione con passeggeri a bordo. All'esercitazione, che simulava un incendio a bordo di un vaporetto di linea, nel quale erano presenti alcuni passeggeri, hanno partecipato i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e la Protezione Civile. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone, che appena giunti presso il porto di Grado, dove era attraccato il vaporetto, hanno provveduto all'evacuazione dei passeggeri che si trovavano a bordo, nonché allo spegnimento dell'incendio. L'esercitazione si è conclusa con successo e ha dimostrato ancora una volta la professionalità delle squadre chiamate in campo. Adesso cambiamo argomento, ci trasferiamo a Spilimbergo, come dimostra a chiare lettere, con numeri e non opinioni, il documento di sintesi redatto dai vertici della SFO e che sarà la base per l'atto aziendale. L'attività dell'ospedale di Spilimbergo non è assolutamente in discussione. Inoltre il blocco temporaneo di alcune attività nel periodo estivo è una cosa che è sempre accaduta nel tempo per consentire al personale di usufruire delle ferie. Lo ha assicurato il vice governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso di un incontro che si è svolto oggi a Spilimbergo su tematiche riguardanti il nosocomio locale. Alla presenza del primo cittadino Enrico Sarcinelli, l'assessore alla salute Stefano Zavagno, l'europarlamentare Marco Dreosto e una rappresentanza dei primi cittadini del mandamento. La riunione è servita per fare il punto della situazione sull'attività del San Giovanni dei Battuti, ma soprattutto per evidenziare quelle che saranno le prospettive future dell'attività ospedaliera locale. E adesso parliamo di importanti iniziative legate al mondo della... Dicevamo, scusate, è partito un attimo di pazienza, il bello della diretta anche questo, dicevamo importanti iniziative a Palmanova per quanto riguarda le Proloco, il servizio. Assessore, oggi siamo a Palmanova, le Proloco quanto sono importanti per il sistema regionale? Beh, moltissimo, oggi finalmente siamo a Palmanova, siamo a omaggiare le importanti Proloco del Friuli Venezia Giulia in presenza. Abbiamo avuto uno stop di quasi 2 anni, uno stop che ha visto diversamente impegnate le stesse. Guardate, il plauso che va fatto alle Proloco è grande, grandissimo, perché proprio durante la fase pandemica, durante la fase difficilissima per la nostra regione, i volontari delle Proloco si sono messi a disposizione insieme alla Protezione Civile per aiutare le fasce deboli e questo andrebbe fatto davvero un monumento a questi uomini e a queste donne di buona volontà.
È vero che in questi 2 anni c'è stata una contrazione importantissima degli eventi, però altrettanto vero è che si riparte con uno spirito unitario, si riparte forse ancora più consapevoli della propria forza, si riparte ancora più consapevoli di quanto bene le Pro Loco possono fare per preservare il valore storico-culturale delle tradizioni, del prodotto enogastronomici per le nostre comunità. Quindi Regione Friuli-Venezia Giulia e Pro Loco sono un connubio molto forte, un connubio che va avanti da diversi anni e che continuerà anche ad andare avanti i prossimi anni. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro audio-video giornale. Aggiornamenti nel corso del pomeriggio attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.